cosa molto importante che riguarda anche l'aspetto più organizzativo, l'aspetto di rispetto del ruolo, poi il conoscere ciò che ciascuno, come ci diceva Giorgio, può portare in associazione, riguarda una delle attività che per conto in funzioni è importante che chi ce l'ha a carico, quel team, porti avanti. Un team funziona quando al suo interno c'è una coordinazione tra tutto quello che sono le funzioni, i ruoli, le mansioni che ci sono, ma anche una coordinazione in termini di comunicazione. La comunicazione deve essere coordinata rispetto a un obiettivo, seguire un flusso chiaro. Ci sono delle riunioni, non so se a livello lavorativo partecipate mai, in cui per 2 ore si parla e si esce alla fine e hai la sensazione di non aver deciso nulla. Che si sia chiacchierato di tutto di più, ma stringi, da buona veneta che sono io, dico stringi, abbiamo buttato via, passatemi questo termine, 2 ore di tempo. Ci deve essere una coordinazione. Coordinare poi è un termine che implica coordinare, cioè ordinare insieme. Significa che quando io sono nel team è fondamentale che ci sia un ordine tra le azioni che devono essere messe in campo, che ci permettono passo dopo passo di ottenere un risultato e il contributo che ciascuno può portare in quella direzione. Se non c'è un coordinamento, c'è una giungla in cui ciascuno ogni tanto prende delle iniziative, passa avanti, scavalla i ruoli, commette dei passi che poi devono essere ripresi, rettificati, sistemati, con un impatto però a livello esterno che non sempre è un impatto positivo. Quindi noi dobbiamo riuscire a coordinare le dinamiche che ci sono in termini comunicativi, in termini di obiettivo e in termini di contributo. Ora, giusto perché a me piace interagire con voi, vi faccio un'altra domanda e la domanda è cosa porta ciascun associato nei CAI? Quindi qual è il contributo che porta e che porta valore per un team, per un gruppo nel vostro interno? Mi piace Piero, la passione, assolutamente. Essendo CAI un'associazione libera a livello di partecipazione, io mi immagino che tutti quelli che sono soci CAI ci siano perché hanno passione, passione della montagna, in senso molto ampio, e dell'ambiente poi montano, quindi presumo e spero sia alla base di tutti quelli che partecipano. Competenza e tempo. Tempo, ci scrivono, la sua specificità e le sue energie, idee proprie e proprie competenze, disponibilità, la condivisione della passione, assolutamente sì, portano idee nuove, esperienza e tempo personale, condivisione di interessi, ci scrive Paola. Allora, sicuramente il tempo è una dinamica fondamentale in tutto ciò che è l'associazionismo di tutti i livelli, dal livello ONLUS ma anche alle APS, e quindi associazioni di promozioni sociali, ad altre associazioni anche a livello più sportivo, dove non c'è necessariamente uno scopo di lucro e quindi un ritorno in termini economici, le persone proprio regalano, donano il proprio tempo. E sappiamo che il tempo al giorno d'oggi è la nostra risorsa più scarsa, perché non abbiamo mai tempo per fare tutto, quindi darlo in un'associazione vuol dire che ci deve essere una forte condivisione di intenti e di valori. A volte anche curiosità, non sa bene cosa aspettarsi, concordo, leggo solo M, quindi non so il nome, Padoan. Alessandra Salvallaggio ci scrive: dipende dal socio, passione o semplicemente voglia di appartenere ad un gruppo e la compagnia. Marco, grazie Marco, mi hai dato il nome. Allora, ciascuno socio che entra nell'associazione, nello specifico oggi parleremo della vostra associazione del CAI, sicuramente, come molti di voi hanno scritto, porta un proprio sapere, porta una competenza, porta oltre al tempo e alla passione, proprio porta un qualcosa che può aiutare
a raggiungere o a creare dei percorsi o un'attività specifica. Quindi tendenzialmente ognuno di voi ha un ruolo all'interno dell'associazione, ognuno di voi porta e spende delle capacità che ha, delle competenze che ha e le mette a servizio degli altri. Sul termine competenza però vorrei un attimino allinearmi con voi e quello che vi chiedo è come si forma una competenza? Che cos'è una competenza? Quando sentite di essere competenti, che cosa deve succedere? Allora, Piero ci scrive, aspettate che andate veloci, ok, esperienza soprattutto, conoscenza ed esperienza, poi anche studio, esperienza personale con lo studio e l'esperienza, un'esperienza specifica, studio ed esperienza, in molti modi diversi, conoscenze di base, studi, esperienza. Esperienza su un'azione la si può già avere per alcuni campi e metterla a disposizione dell'associazione. Verissimo, Franco. Purtroppo appartenenza sempre meno, a volte richiesta di coperture assicurative. Qui chiedo a Pierluciano di spiegarmi il link tra competenza e forse era ancora rispetto a prima quello che ci eravamo detti, Pierluciano, immagino. Quindi molti di voi mi scrivono competenze, corsi CAI o altro inerente all'ambiente di montagna, non necessariamente CAI, quindi tutto ciò che riguarda l'ambiente alpino. Ok, Pierluciano. Esperienza, curiosità, voglia di mettersi in gioco, voglia di esplorare terreni nuovi. Preparazione, ci scrive Katia, quindi in qualche modo state tutti dicendo che una competenza si forma nel momento in cui ho un certo tipo di sapere e quindi conosco, ho studiato, fatto un corso CAI, ho un corso che non è CAI, ma riguarda l'ambiente alpino, riguarda l'ecosistema montagna, riguarda una dinamica particolare, magari che ne so, sono speleologo perché ho una passione e quindi prendo il termine di Renato, infinito, ad esempio, per la composizione delle rocce, per proprio andare a vedere che cosa c'è nel sottosuolo, a ricercare, no? Quindi ci sono per esplorare quella parte di mondo, non alla luce del giorno, e quindi ho un insieme di cose che vengono messe assieme, una preparazione, conoscenze, capacità e alta aggiungi relazioni. È la prima volta che qualcuno mi cita questo tipo di termine. Allora, le competenze sono sicuramente formate da una grande area che si chiama area del sapere. Nell'area del sapere noi ci mettiamo dentro tutto ciò che in forma più o meno teorica noi impariamo su un determinato aspetto, su un determinato contesto o argomento. Ad esempio, il fare un corso in cui ci danno tutte le informazioni su che cosa, quali rischi corro, quali sono gli alert per fare un'arrampicata, quali sono le dotazioni che devo avere per fare un'arrampicata, è un sapere che però è teorico. Ci basta? Io vado via, faccio un corso e so arrampicarmi come il migliore degli arrampicatori che noi conosciamo. Non ci basta. Perché è fondamentale che al sapere, come molti di voi hanno scritto, si accompagni il saper fare. Il saper fare è l'area legata all'esperienza, alla pratica, il prendere le informazioni e cominciare a testarle nel campo. Cominciare a dire, ok, e allora come si fa? Vado incordata con qualcuno che mi aiuta, che mi spiega, sperimento la difficoltà, sperimento l'attrezzatura, sperimento il sapere, provo e riprovo. Ora, queste due aree in realtà non bastano per creare una competenza. Questa è l'area del sapere, che noi impariamo spesso in corsi in maniera teorica. Il saper fare è la concretezza, infatti vedo che mi aggiungete bisogna la pratica, scrive Luigi, e Giorgio ci scrive no, devi saper comunicare. C'è una grande area che è stata sempre più presa in considerazione negli ultimi anni, che è l'area del saper essere.
L'area del saper essere non riguarda una competenza specifica, ma riguarda abilità, attitudini, atteggiamenti, relazioni sociali, come è stato scrivere. In quest'area ci sta anche la predisposizione alla comunicazione, ad esempio, o, come scrive Renato, saper spiegare. Quando noi siamo competenti di un determinato aspetto, noi dobbiamo non solo avere il sapere di che cosa stiamo parlando e saperlo fare possibilmente, ma ci serve la predisposizione per poterlo fare nel migliore dei modi. Questo tipo di sapere aggiuntivo è stato rimesso in campo nel 2018 dalla Commissione europea, il quale ha cominciato ha avuto la necessità di ridefinire che cosa vuol dire competenza chiave. Perché si sono accorti che nel mercato di oggi, nella complessità che noi stiamo vivendo tutti i giorni, nell'ultimo decennio, ma anche più, non basta più sapere andare a scuola, fare ragioneria, entrare in azienda, mettersi lì e fare fatture. È limitativo rispetto a quello che è il ruolo che è richiesto. Il Consiglio dell'Unione Europea ha definito il concetto di competenza proprio come un insieme di conoscenze, di abilità e di atteggiamenti, dove per atteggiamento si intende quella che è l'approccio che una persona ha rispetto al compito, il modo in cui agisce, le idee che pone in campo, le relazioni che instaura, come affronta la situazione, e sono predisposizioni che sono di chiave più personale. Facciamo degli esempi un po' concreti così capiamo meglio di che cosa stiamo parlando. Quando parlo di hard skill, voi avrete sentito forse questi termini ogni tanto girano nel web, hard skill, competenza tecnica, soft skill, competenza trasversale. L'hard skill è una competenza verticale. Io sono un esperto in cicloturismo alpino, ok? Quindi io so quali sono i percorsi che posso fare o non fare, proporre o non proporre, so come accompagnare un gruppo di persone, se si rompe una bicicletta so cambiare, aggiustare la bici, so cambiare una gomma bucata, so fare tutta una serie di cose specifiche, verticali, scendo e vado in profondità di quella competenza. Ok, una cosa è invece la competenza soft, che è chiamata trasversale perché in realtà è il modo in cui noi portiamo fuori quel tipo di asset, quel tipo di competenza. Ci saranno degli operatori tecnici molto molto bravi ad agire immediatamente quando la bici si rompe, ok? Però quando gli chiedi di coinvolgermi nel percorso, magari, come dicevano prima, gli manca la comunicazione. Ci saranno delle persone meno brave da un punto di vista tecnico, ma magari molto brave a raccontarti mentre vai in bici e nel farti notare la natura che hai attorno o determinati elementi che sono importanti. Ognuno porta fuori competenze diverse. Ora, è molto importante che ci siano entrambe. Alcuni studi hanno cercato, soprattutto studi americani, di misurare che cosa fa la differenza. Se fa la differenza una hard skill rispetto a un obiettivo o una soft skill. Lo chiedo a voi, fatto 100 la somma dei due, secondo voi quanto pesa una hard skill nel raggiungimento dell'obiettivo, il sapere tecnico, quanto il sapere più trasversale per ottenere un risultato al top? Ok, Mariano ci scrive 40-60. Immagino che 40 sia le hard skill, vada ad interpretazione, e 60 sia le soft. In ugual misura ci scrive Angelo, Paola ci scrive 30-70, 50-50, 30-70, quindi nessuno di voi pensa che la hard skill sia più importante. Oh, Pierluciano ci scrive 70 la hard skill e 30 la soft, vado a interpretazioni, dipende dalle situazioni in cui potremo trovarci, dipende dagli obiettivi, ottime osservazioni, l'obiettivo infatti governa il come poterci arrivare. Diciamo che l'hard skill è il che cosa faccio, la soft skill è il come lo faccio.
e quindi dipende molto. Proviamo a chiarirlo magari facendovi un esempio di vita reale, non in un contesto montano, perché ovviamente volevo un qualcosa di molto noto a tutti, e immagino che voi conosciate questi due personaggi. Sono due presentatori della TV italiana, possono piacere o meno, ma non è il caso di dire mi piace o non mi piace. Volevo solo valutare con voi le diverse modalità. Allora, a livello di hard skill, competenza tecnica, entrambi sono super skillati ormai nel mondo della presentazione e di come si presenta dal vivo durante una trasmissione in diretta. Quindi sanno quali segnali arrivano dietro le telecamere e a cui stare attenti, come funzionano le luci che dicono quale webcam è accesa, quale no, sanno entrambi qual è il copione, lo sanno memorizzare, sanno come porsi a livello anche fisico di comunicazione, sanno com'è la gestione all'interno e dietro le quinte, quindi hanno un asset di conoscenza tecnica di questo mondo probabilmente molto 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 simile. Eppure hanno due modi di condurre molto diversi. Siete d'accordo su questo, che sono molto diversi? Al di là del piace o non piace. Ora, se io dovessi fare un programma che deve avere, che ne so, mettere in risalto l'emotività delle persone, scavare un po' su quelli che sono i trigger interni, su quelle che sono un po' dinamiche più profonde. Hanno un bacino d'utenza diverso, bravissimo Giorgio. Probabilmente prendere Bonolis e fargli fare un programma in cui bisogna interagire in maniera più profonda, più sottile, più intima se vogliamo, posto che siamo nel mondo della TV e quindi non so quanto di vero ci sia, ma giudizio mio, scusate, personale, sicuramente Bonolis ha un po' meno appeal rispetto alla De Filippi. È come se io prendessi Maria De Filippi e gli dicessi presentami Ciao Darwin. Capite che ha un impatto diverso Bonolis su un programma che porta un po' di ilarità, dove il humor, la battuta, diventa il veicolo per attirare l'attenzione. Maria De Filippi fa fatica a fare humor, gli riesce male. Lo stesso siamo noi abbiamo modalità diverse. Immaginate, per rimanere proprio sugli obiettivi che prima Giorgio ci diceva, Giorgio Salvador, immaginate di avere lo stesso obiettivo. Siete due avvocati, avete fatto la stessa università, siete usciti con lo stesso voto, avete fatto lo stesso praticantato, siete davanti ad un giudice. Da una parte avete un avvocato che parla più di me, ok? Quindi racconta, intorta il giudice a parole con delle arringhe megagalattiche. Dall'altra parte avete un avvocato che prende il codice civile, lo apre, dice articolo 1650, terzo capoverso, questa è la norma. Punto. Chi vince? Accetto scommesse, il secondo, il chiacchierone, già qui abbiamo 50-50, ok? Dipende dal giudice, bravissima Alda, anche Renato dipendo. Bisognerebbe averli tutti e due, ahimè, magari, ma purtroppo noi siamo molto bravi in delle cose, delle schiappe in delle altre, purtroppo non siamo bravi dappertutto, assolutamente. Allora, dipende dal giudice. Io potrei avere di fronte un giudice che vuole andare dritto al punto e non gli interessano le chiacchiere, lo infastidiscono le chiacchiere, per cui il fumo che crea il primo lo disturba e potrebbe perdere di efficacia. Come potrei avere un giudice che invece ama l'argomentazione, ama qualcuno che gli racconta le cose, che gliele fa vivere e quindi trova il secondo troppo diretto e troppo spiccio e quindi potrebbe essere più attratto dal primo. Attenzione, dipende sempre da qual è l'obiettivo e dipende sempre da con chi siamo in relazione.
seconda di quello che abbiamo, della persona che abbiamo di fronte, le stesse carte potrebbero essere carte vincenti oppure potrebbero essere carte che non ci portano da nessuna parte. Noi dobbiamo sempre tenere in considerazione questa cosa. Non si comunica da soli assolutamente, concordo con Alda, e non solo, parleremo poi venerdì della comunicazione, ma all'interno di un team è possibile che succeda che la stessa identica informazione portata da una persona sia accolta, portata da un'altra persona con una modalità diversa sia rifiutata. Ed è lì che ci chiediamo, ma perché? Ma perché dobbiamo farci condizionare da queste cose? L'informazione è quella, eppure c'è un'interazione nel team che va tenuta assolutamente sotto controllo. Va gestita, soprattutto se siete chiamati a gestire dei team o dei gruppi, perché la dinamica in questo caso è uguale. Allora, stiamo parlando, quando parliamo di abilità, stiamo parlando di sinapsi di processo. Ora, non do per scontato che tutti voi sappiate che cos'è una sinapsi, ma se qualcuno lo sa e vuole interagire, scriverlo, parlare, ben venga. Già il cervello è un piccolo aiuto. Un collegamento, assolutamente sì, non si capisce bene tra cosa, una rete di collegamenti, assolutamente sì. Allora, quando noi parliamo di sinapsi di processo, e voglio specificare che sono di processo, parliamo sì di collegamenti, considerate che noi nasciamo circa con 100 miliardi di neuroni e nel corso della nostra vita sviluppiamo sinapsi, ossia un neurone che si collega ad un altro neurone, vi faccio vedere una struttura tipica, il centro è un neurone, partono delle diramazioni. Ogni qualvolta noi viviamo un'esperienza si crea un collegamento con un altro neurone e su questa rete, come viene chiamata, intricata, considerate che hanno misurato gli scienziati, i neuroscienziati, che se noi sgretoliamo sta matassa che si forma in testa, copriamo la distanza tra la Terra e la Luna. Quindi abbiamo una infinità di collegamenti nella nostra testa e questi collegamenti sono i percorsi neuroelettrici sui quali corrono questi impulsi che un pochino si vede qualche scintilla, sono quelli appunto che mandano l'informazione in giro per il nostro cervello e nelle sinapsi di processo sono quelle sinapsi che, vista un'azione, creano la nostra controreazione, cioè il come agisco per ottenere un risultato efficace. Ok? È anche un modo di dire collegare le sinapsi. Sì, assolutamente, un modo di dire collega le sinapsi quando qualcuno sembra un pochino sconnesso con la realtà o scollegato. Poi bisogna sempre vedere se si dice in maniera buona o in maniera di rimprovero, ma assolutamente ci sta. Allora, un po' il nostro cervello, io chiamo le sinapsi come una sorta di stradine, no, del nostro cervello, io li chiamo i sentieri. Allora, quando noi facciamo una cosa per la prima volta, si crea un collegamento. È come, per farvi un paragone, quando io vado a camminare sulla neve fresca o vado a camminare in un prato con l'erba alta, lascio una traccia. Che cosa succede a questo tipo di sinapsi? Nel momento in cui io non passo più sopra quella neve fresca o non passo più su quell'erba alta, piove o nevica, si copre la traccia. Ci sono delle esperienze che noi viviamo una, due volte e non le usiamo mai perché non è un modus operandi nostro, quella cosa si crea ma non è forte. Quando diventa forte? Quando noi ripercorriamo lo stesso sentiero. Cosa vuol dire? Significa che all'interno della nostra testa ci sono dei collegamenti che esistono, che ci hanno servito e che abbiamo creato, e ci sono delle autostrade che sono le modalità che noi utilizziamo in maniera preferenziale. Maniera preferenziale significa che quella modalità l'ho provata, ha portato risultato. Allora il cervello dice la rifaccio, la rifaccio, la rifaccio, la rifaccio, la rifaccio e questo continuo
andare a ripetere, 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 un po' quello che crea anche le routine, no? Permette proprio di rafforzare determinati circuiti sinaptici e invece di lasciare in maniera blanda, quasi, non dico inesistente, ma di poco spessore, altri circuiti. Quando noi parliamo di il saper essere, ognuno di noi porta fuori delle modalità, sinapsi di processo, che per noi sono collaudate, cioè hanno funzionato, ci hanno portato dei risultati per cui le abbiamo perpetuate e ripetute nel tempo, tali per cui succede qualcosa, la nostra prima modalità di azione tende ad essere una modalità conosciuta. Il cervello non ama uscire dalla zona di comfort quando siamo in attesa di un risultato, perché perdiamo il controllo, perché il risultato diventa incerto e dobbiamo chiedere uno sforzo di solito al nostro cervello per uscire dalla zona di comfort, nel quale stiamo bene, sappiamo le cose come funzionano, sappiamo che da A a B si fa quella cosa lì e va sempre dritta. Dobbiamo invece fare uno sforzo quando siamo in apprendimento, quando dobbiamo fare qualcosa di diverso, quando dobbiamo impegnarci su nuovi fronti. Quindi la nostra prima reazione spontanea tende ad essere un'azione che noi siamo in qualche modo abbiamo collaudato, abbiamo provato, sappiamo che funziona. Ora, in questa parte proprio di saper essere, arriva un po', e qui ve lo metto adesso in chat, quello che è il test, che poi andremo a condividere con voi. Siete una cinquantina, quindi non so se riuscirò a condividerlo online o se semplicemente, come siamo d'accordo con Massimo, ve lo invieremo successivamente. Vogliamo un pochino capire che cosa intendiamo quando parliamo di saper essere, che tipo di abilità, quale parte di competenza mettiamo sul piatto e se c'è un modo per capire che tipo di apporto noi portiamo nel team, nell'organizzazione più ampia, ma anche quando siamo chiamati come singoli esperti a portare fuori determinati saperi. Ora, ve lo spiego e poi vi metto il link in chat, quindi vi chiederò di cliccarci sopra. Troverete una serie di affermazioni con una scala di valori da 1 a 5, dove 1 significa quella cosa non mi appartiene, quindi che ne so, amo parlare con i miei amici di cosa faccio la domenica sera. No, non mi piace, o sì, mi piace il 5. È una scala di 5, avete 5 pallini, quindi è facile da cliccare, sempre uguale, 1 quella cosa non mi appartiene, il 5 quella cosa mi appartiene molto, una cosa che faccio sempre. Così così mettete 3 oppure vi spostate un po' più su, un po' più giù. Il mio consiglio, non pensateci troppo. Cercate di rispondere in maniera abbastanza intuitiva, di pancia a volte viene detto, perché a volte quando noi ci soffermiamo troppo a pensare alle cose, la parte un po' più cognitiva, meno istintuale del nostro cervello e a volte ci fa ragionare sul quale sarebbe la risposta migliore piuttosto che qual è la cosa che veramente faccio. Ovviamente dipende da persona a persona, non posso generalizzare, alcuni di voi hanno bisogno di soffermarsi di più, altri sono molto veloci, istintivi. Quello che vi consiglio è di non stare lì un minuto per ogni domanda, a parte che sono 40 domande, finiamo il tempo, quindi meglio di no, ma soprattutto è di cominciare a cercare di leggere e essere abbastanza veloci nel rispondere per portare fuori quello che è la prima cosa che voi fate, il primo passo che agite quando vi trovate in quella situazione. Se non è chiaro vi chiedo di dirmelo in modo che ci riallineiamo su questo. Io posso inviare a tutti loro il link per poter... Ok, se ce l'hai già, se no lo stavo per caricare io, vai pure Massimo. Sì, no, io glielo mando per posta. Se tu lo metti qua, loro devono collegarsi. Allora, io lo metto in chat. Sì, io lo copio e glielo mando sul cellulare. Vi chiedo di Sulla posta del chiudere cellulare. i microfoni, forse l'ho caricato anche 2 volte.
Sì? Sì, va Se bene. avete domande, che una domanda non la capite, aprite pure il microfono, magari può essere utile la spiegazione per tutti. Ci diamo una decina di minuti circa, io aspetto, intanto controllo i risultati. Voi non vedrete subito il risultato, ve lo dico. I risultati ve li condividiamo in un secondo momento. Buon test! Questa lezione. Ho mandato il link a tutti quelli che partecipano a questa lezione. Lo dovrebbero trovare sulla loro posta elettronica. Avete ricevuto il link? Sì, non mi allora, alla domanda, se metto un valore basso non mi riconosco sull'affermazione, mentre valore 5 mi riconosco sull'affermazione, giusto? Assolutamente sì, vero. Ok. Linda, tu dovresti vedere sul modulo che hai creato quanti si stanno registrando, no? Man mano. Sì, io ho già i primi risultati. Ah, bene. Posso dire una cosa a un certo signor Erminio che è qui che praticamente ho il suo indirizzo di posta che però è sbagliato. Erminio, sei tu? Erminio, ecco, mi serve il tuo indirizzo di posta corretto. Io praticamente ho il tuo indirizzo che è erminio.r129@yahoo.com, però mi dà che è inesistente. Ah, è gmail.com. Tu avevi scritto Yahoo sull'iscrizione. Grazie. Dopo l'invio. Scusa,
Dopo l'invio deve venire fuori una ricevuta, qualcosa che abbiamo inviato? Dovrebbe comparirti abbiamo ricevuto la tua risposta. Basta. Ok, perché clicco su invio, però non mi succede niente. Ah, ho dimenticato una domanda. Ok. Io ho inviato e non ho visto niente. Controllo Luigi se ti vedo. Sì, ci sei, quindi arrivata, te lo confermo. Arrivato. Ok, grazie. Sono proprio bravi i nostri soci, tutti col microfono chiuso, tutti stanno lavorando. Soddisfazione. Ben arrivato Gianfranco. Allora, ti rimettiamo in chat un link, Gianfranco, così ce l'hai. Stanno facendo un test sulle abilità. Dovrebbero averlo ricevuto per posta. Comunque. Forse l'hai ricevuto ma te lo rimetto in ogni caso. L'ho appena visto aprendo la mail, però non ho cliccato perché avevo urgenza di collegarmi. Assolutamente, hai fatto bene, hai ancora il tempo. Se vuoi cliccare e rispondere da 1 a 5, 1 è non lo faccio mai quella cosa lì, 5 è sì, io mi comporto o sono così. Lasciamo il tempo abbastanza veloce. Allora, Scusate, devo uscire di qua e andare nella mia mail? Oppure in chat se riesci ad Sul aprirlo cellulare, o sul cellulare. o sul cellulare. Allora, controllo subito. Renato, se è arrivato il tuo. Siete in tanti, quindi scorro. Allora. Non è arrivato, Renato, il tuo. Dimmi Paolo. Linda, io ho spedito il test, però non mi è arrivata la ricevuta. Ok, quindi fammi vedere se ti trovo nei risultati. Ok. Quindi, aspetta che riprendo il tuo nome. Pattuzzi. Pattuzzi, sì, fammi vedere se ti trovo, te lo dico subito. Sì, ce l'ho. Ah, perfetto, grazie. Prego.
Allora, siamo a 45, quindi credo che ormai ci siamo quasi tutti. Diamo proprio un paio di minutini a chi è appena entrato o a Renato se lo sta rifacendo. Renato Cremasco, perché non mi è arrivato il suo. Dimmi pure, Micaela Ovale. Sì, ciao Linda, ascolta, anch'io l'ho inviato prima, però non mi è arrivata nessuna notifica, visto che sto lavorando dal tablet, non so se ci sono stati dei problemi. Allora, controllo anche nel tuo caso, così. Grazie. C'è, a posto. Ok, grazie Linda. E allora, visto che ci siamo, neanch'io non mi è arrivata nessuna notifica e lavoro dal cellulare, quindi non so. Sgarbossa, giusto? Gianni? Sì? Sì. Allora, vediamo se ti trovo. Gianni o Gianluigi? Gianni per tutti, Gianluigi come nome. Ah, ok, perché io ho un Gianluigi Sgarbossa. Sì, sono io. Ok. Allora, È beccato, arrivato. subito, è arrivato. Bene, bene, grazie. A te, allora, è arrivato anche Paola e Lelio. Lelio, sì. Anch'io ho spedito, mi ha dato invio registrato, ma non ho la ricevuta. Non ho visto chi parlava. Antonio? Antonio, sì, esatto. Sì. Ok, Antonio, ti cerco. Allora, in linea di massima dovreste esserci tutti, però giustamente chi ha dei dubbi vado a cercarvi. Aspettate che scorro un po' la lista. Chi sei? Antonio De Bona. Ok, grazie. Ok, allora, Massimo Munarice. Allora, ne ho un 49, credo che ci siamo abbastanza, quindi io procedo e Siamo in faccio una cosa. 51. Con te siamo in 51. Perfetto. Anch'io non ho ricevuto niente, però l'ho completato, penso di averlo ricevuto. Sì. Ci dovrebbe essere. Aspetta che io sto guardando i risultati, non vedo chi parla. Sì, scusami, Moretti Giorgio. Ok, sì, ti ho visto, Giorgio. Ok. Ok, l'ho inviata con la mail di Paola Carollo, quindi probabilmente, ok, allora è registrato come Paola, non come Renato Cremasco, anch'io la risposta è stata registrata. Ok, perfetto. Allora, ricondivido lo schermo, i risultati non ve li do immediatamente perché voglio prima ragionare con voi su che cosa abbiamo fatto, quali sono le cose che abbiamo testato. Preferisco che ci sia prima una vostra analisi personale in cui ascoltate un po' le descrizioni delle macro aree che io vi do e cominciate un pochino a riconoscervi più o meno in un'area piuttosto che in un'altra. Nel frattempo chiedo, siccome il file è un file che adesso, anzi facciamo una cosa, vi faccio vedere come è condiviso, quindi vi condivido da questo secondo PC così mi diverto. Allora, in questo momento io ho azzerato i nomi, poi li rimetto in bianco, vedete solo XY, YY, ok? Vi darà 4 categorie e... Sì? Scusa. Ok, vi darà 4 categorie in cui vi dà dei punteggi. Ora, io ho azzerato i nomi, per cui poi vi spiegherò le categorie e andremo a capire il come leggerle. Io vi chiedo, siccome probabilmente abbiamo deciso con Massimo di prendere questo file che è lungo, non riuscirete a leggere i nomi, e inviarvelo, in modo che potete vedere i vostri risultati, chiedo a chi non vuole che il proprio nome sia in bianco di scriverlo nella chat, così Massimo toglie i nomi e ve li comunica in via privata. Alla fine si leggerà l'indicatore, che ne so, 15, 20, 22, 26. Quindi vedrete il vostro nome con un punteggio, nulla di più. Però ci tengo
visto che della privacy è importante, che se qualcuno preferisce che il file completo con tutti i nomi il suo nome non venga riportato, lo scrive che lo mettiamo in nero e poi verrà comunicato direttamente alla persona eventualmente il risultato. Ok? Su questo passaggio? No, scusami, perché ho avuto un problema sul PC adesso e non ho sentito l'ultimo minuto praticamente. Ok, Giorgio, lo ripeto No, così lo ho ripeto capito per tutti. ho capito solo che mandavi un'altra serie di un altro No, test. allora hai capito a pezzettini. Allora, no, vi manderemo i risultati. Siccome il file è lunghissimo, se ve lo proietto non leggete il vostro nome perché è troppo piccolo. Adesso ne parliamo e Massimo vi invia il grande file, così voi trovate il vostro nome con il vostro punteggio. Chi non vuole che il proprio nome sia visibile, al posto di XX che vedi sulla prima riga, immagina ci sia l'indicatore 15, 20, 22, 26, quindi un punteggio. Chi non lo vuole lo scrive in chat o glielo scrive direttamente a Massimo che trovate sotto il nome Kai e depura la lista prima di inviarla, nel rispetto della privacy di ciascuno. Ok, grazie. Ok, allora ho ancora Paolo e Michaela Ovale che hanno la mano alzata, quindi se dovete dire qualcosa, se no è rimasta da prima che mi avevate chiesto. No, è rimasta da prima. È rimasta da prima. Allora, torniamo un po' a leggere i dati e quello che vi invito a fare è proprio quello di riflettere man mano che spiego le varie caratteristiche sul mi riconosco in parte, ci sono o non ci sono, perché credo che un'autovalutazione possa essere anche a volte un po' più esaustiva di un test. Il test ci aiuta a riflettere. Con l'autovalutazione andiamo a invece assolutamente a vedere che cosa mi torna e non mi torna rispetto alle dinamiche. Allora, il primo grande aspetto. Voi avete visto che questo test era diviso in 4 aree. Voi dovevate ogni tanto fare avanti e andare alla pagina successiva. Questo perché quando parliamo di abilità personali e caratteristiche personali, solitamente noi ragioniamo in 4 macro assi, che sono gli assi che riguardano diverse modalità comportamentali. Le 2 sopra, quindi cognitivo ed organizzativo, sono un aspetto interno di noi e quindi riguardano delle modalità che non necessariamente si rivolgono agli altri verso l'esterno, ma riguardano delle cose che facciamo in maniera abbastanza indipendente e non necessariamente in condivisione con gli altri. Le 2 aree sotto, la relazione e i tratti personali, invece, hanno spesso come modalità di attivazione, ma anche poi di reazione, una azione che ha a che fare con le persone e quindi hanno in qualche modo bisogno di un pubblico, passatemi questa modalità di dire, no? Questo modo, hanno bisogno di avere qualcuno a cui trasmettere qualcosa, non solo informazioni ovviamente. Entriamo e vi do un po' di specifiche. Ragioneremo molto in prima parte nel come sono, che cosa porta ogni categoria. Nella parte successiva, quindi un po' più avanti nel nostro confronto, parleremo invece di come valorizzare questo tipo di risorse e come riconoscerlo negli altri. Quindi che cosa devo osservare per capire se questa persona ha questa modalità o ha questa modalità, per poter poi relazionarci in modo corretto. Allora, partiamo dalla parte del cognitivo. I talenti o le abilità personali legate all'asset del cognitivo hanno un po' come parola chiave l'abilità legata alla riflessione, al pensiero, un elaborato ed elaborio mentale continuo, io dico cervelli che frullano, e tendenzialmente sono tutte abilità che permettono di analizzare, di capire a fondo, di pensare, di destrutturare e ristrutturare, di creare qualcosa di nuovo. Sono sempre a caccia di cosa si può fare di diverso, cosa si può fare di nuovo, di capire nel dettaglio
sfumature o particolarità di una determinata azione piuttosto che procedura, ma anche un prodotto o un servizio. Amano proprio stare lì e rimurginare sulle cose, pensando, per riuscire a trovare un modo anche a livello mentale perché le cose funzionino. Quindi spesso sono persone che aiutano a proiettare verso il futuro, perché non si accontentano mai dello status quo, loro hanno bisogno di capire e di approfondire. E sono tutte abilità che spesso le vedi perché riconosci queste persone, perché spesso hanno la testa tra le nuvole, io dico. Ora, non so se avete qualche persona che vi viene in mente, che conoscete, che tu gli parli e dopo un quarto d'ora magari ti dice: ah, cos'è che stavi dicendo? E tu dici: ma non mi stai ascoltando? Perché mentre parliamo gli diamo degli input, delle informazioni e la loro mente comincia o a navigare in lidi diversi o comincia a fantasticare, a immaginare, a voler capire, a creare collegamenti di concetti, però si perdono al presente. E quindi alle volte questa cosa va un po' a cozzare e va un po' a lavorare non in modo molto sistematico e armonioso con chi ha delle abilità nella parte dell'organizzazione, dell'agire. L'agire sono tutta una serie di abilità personali legate alla concretezza. Persone che amano raggiungere un obiettivo, che amano essere pratici, che amano agire, che se succede qualcosa, la prima cosa che fanno è tirarsi sulle maniche e cominciare a fare qualcosa, qualsiasi cosa, ma non stanno fermi. E li riconosci perché sono molto energici, sono sempre super occupati, fanno un sacco di cose, li vedi che sono lì e dicono: ok, questa matita la metto così, no aspetta, potrei metterla così, no aspetta, la metto così, ma se la giro così. E non è che non pensano, ma loro mentre agiscono pensano. Quindi loro partono. Mentre un pensatore dice: ok, ho una matita, allora come potrei metterla? E tu li vedi che stanno lì a pensare. Un esecutivo, un organizzativo comincia a sperimentare, prova, riprova, riprova, riprova e si mette a fare. Ora, quello che succede è che nella dinamica di un gruppo queste due fazioni potrebbero scornarsi. Perché a me capita in azienda di vedere chi è abituato e ha molte abilità organizzative a guardare agli altri e dirgli: dai, e schioccare anche le dita, muoviti, che sta a fare? Stai a perdere tempo? Dai, vanno così. Attenzione che anche agli altri dà fastidio un organizzativo, perché gli dice: ma perché parti e fai le cose a caso? Prima pensa bene a quello che devi fare. Fare, rifare, fai e disfa, che fa un sacco di errori, fa un sacco di casino. E in assoluto questi due gruppi, queste due abilità personali si scontrano, perché hanno modalità diverse di agire rispetto alla stessa dinamica che può succedere. Quindi abbiamo bisogno di creare un nuovo servizio per il CAI. I pensatori cominciano a studiare, ad aprire web, andare a vedere che cosa fanno nei Pirenei, ad andare a vedere che cosa fanno negli Urali, ad andare a vedere un sacco di cose per cercare di trovare un sacco di idee. Invece gli organizzativi cominciano a dire: ok, vai, strutturiamo, che cosa facciamo? Punto 1. Non sanno nemmeno dove andranno alle volte, oppure partono a dire: ok, bene, si deve fare, chi chiamiamo? Passano all'azione. Modalità. Non c'è un giusto o uno sbagliato. Non possiamo dire che una modalità è meglio di un'altra, che una persona è giusta o non è giusta perché ha una caratteristica personale. Noi dobbiamo prendere atto delle modalità e capire se in quel ruolo e rispetto a quell'obiettivo funziona o non funziona. Passiamo alla parte esterna, i relazionali. I relazionali sono degli esseri sociali per eccellenza, fanno branco, in ogni caso, loro amano stare con gli altri, la loro parola chiave è proprio la collaborazione, loro agiscono bene non tanto rispetto agli obiettivi, ma agiscono bene quando nel gruppo c'è armonia, c'è condivisione, c'è affiatamento, il clima è buono.
quando sentono che possono contare su chi gli sta accanto, quando chi gli sta accanto si prende cura dei suoi bisogni anche emotivi, per dire una delle parole che è venuta fuori già all'inizio, rispetto a cosa serve perché un team funzioni. C'era, non ricordo purtroppo di chi, scusate, il contributo, che bisogna guardare comunque anche un aspetto più emotivo, che anche l'appartenenza. Ecco, per loro è molto importante sentirsi parte del branco, e loro hanno una capacità immensa perché curano le relazioni nei gruppi. E quindi sono un po', io dico sempre, il collante, perché sono quelli che mettono d'accordo un pensatore con un organizzativo e gli dicono: ok, dai ragazzi, basta litigare. Anzi, sono quelle persone che negli ambienti in cui c'è un forte attrito o una forte competizione o una forte pressione e quindi si innesca stress, tendono a lavorare molto male. Hanno bisogno dell'armonia. L'ultimo gruppo sono le abilità di tipo personale. Le abilità di tipo personale hanno un po' come parola chiave il diffondere, ma anche un'influenza che non è solo un'influenza di tipo comunicativo, ma è la capacità di attrarre, incuriosire e soprattutto una capacità decisionale di guida molto forte. Sono quelle persone che non è come il relazionale che va in profondità nella relazione, ma è un po' a macchia d'olio, quindi attira, crea interesse, ma non necessariamente coltiva la relazione. Hanno una rubrica con 3 milioni di persone nel telefono, ok? Ma non hanno bisogno di sentire sempre questo, quello, quell'altro. Quando lo incontrano al bar, lo incontrano in associazione, ci fanno volentieri 2 parole, ma non sentono il bisogno di chiamarlo, di vederlo, di co-creare insieme. E qui dentro ci stanno delle abilità toste, io dico toste perché spesso chi ha molte abilità personali è anche visto come una persona un po' che impone, che decide per tutti, perché qui dentro ci sta proprio la capacità decisionale, la proattività, ci sta il prendere la responsabilità per tutto il gruppo, il tagliare la testa al toro. Quando nessuno decide, lui decide per il gruppo, e attenzione che questi 2 quadranti sotto non vanno molto d'accordo l'uno con l'altro. Perché mentre l'influenzatore ha bisogno di decidere, di partire, di andare e di sentire che ha il controllo della situazione, e quando le persone sono in disaccordo, lui trova una via comune anche sacrificando a volte gli obiettivi personali, le necessità personali. Gli altri invece, i relazionali, avrebbero bisogno sempre di un sistema democratico a tutto tondo, in cui tutti siamo d'accordo, tutti ci vogliamo bene, tutti quanti siamo accolti nei nostri bisogni. Ok, quindi modalità diverse. Ora, non so se qualcuno ha cominciato a identificarsi più in un'area o in un'altra e ha voglia di condividerlo. Io mi sento più qui, mi sento più là. Se avete voglia anche di portare fuori qualcosa, prima di vedere un risultato di un test che potrebbe non essere necessariamente riconosciuto in voi, non ve lo sentite. Ma se posso dire, Giorgio. Sì, vai Giorgio. Diciamo le prime 3, cioè la cognitiva, l'organizzativa e la razionale, diciamo sono più affine a questi 3 tipi di profilo, di meno per quanto riguarda le personali, ma insomma ognuno è fatto come è fatto, insomma. Poi penso, però faccio anche e cerco di collaborare. Magari mi viene meno magari ho meno capacità comunicativa, cioè di divulgare quello che so, ma lì dipende appunto dal carattere. Ecco, tu qua. Assolutamente. Sono aspetti legati proprio al nostro carattere, alle nostre modalità. Diciamo che chi ha abilità legate all'area gialla, il personale, tendenzialmente non ha problemi a parlare in pubblico, non ha problemi a tenere una webcam accesa durante tutta la lezione, Giorgio, o aprire il microfono, ed è un paio di volte che lo fai, grazie,
per dire in modo pubblico la propria opinione, perché attenzione, non è solo il attiro, ma anche è questa capacità proprio di aprirsi senza troppi vincoli. Quindi non ho guardato i vostri test, cioè non potrei sapere il risultato di Giorgio piuttosto che il risultato di Antonio, Di Gianni o altro, poi ve li mandiamo, però uno degli aspetti che ti restituisco è appunto questo. Potrebbe essere che invece è una zona che non riconosci ma che in realtà hai. Spesso le nostre abilità, siccome sono le cose che noi facciamo in maniera spontanea, senza quasi pensarci, perché è un'autostrada ormai, è una cosa che abbiamo fatto, rifatto, sono, io dico, un po' come il nostro naso. Il nostro naso è sempre sotto i nostri occhi. I nostri occhi lo vedono costantemente, solo che noi non lo mettiamo a fuoco, guardiamo sempre più avanti. E questo può essere un limite alle volte, perché pecchiamo di autoriconoscimento. Ora, questo è un test a macro aree. Ci sono dei test a pagamento che vi dicono anche in maniera puntuale quali abilità avete nelle specifiche aree e ogni volta che vengono fatti in azienda o anche nella parte di sviluppo di carriera o di orientamento che faccio con i ragazzi, vi assicuro che sulle 5 abilità principali la media ne beccano 2. C'è chi ne becca 0. Noi non abbiamo spesso percezione di che cosa mettiamo in campo e delle implicazioni che questo ha nel gruppo, ma anche nel rapporto a 2 o anche nei nostri risultati. Ora, ogni abilità ha lati buoni e lati non buoni. Vi do una piccola pillola. È ovvio che chi ha molte abilità nel riflettere pensa tanto, il lato B della medaglia, allora il lato A è porto innovazione, porto un nuovo modo di pensare, porto proprio anche idee, ma anche procedure nuove. E il lato B è che probabilmente sono una persona che non concretizza tendenzialmente o lo fa in maniera un pochino come seconda cosa da fare e quindi potrei alle volte procrastinare o metterci un sacco di tempo. Perché sono perso nel pensare, potrei fare A, potrei fare B, ma potrei fare anche C. Mamma mia che figata fare D! Mi hanno detto anche E, F, e si perde e potrei metterci non 2 ore, ma potrei metterci 2 giorni. Ok, ogni abilità ha un lato buono e un lato non buono, un lato funzionale e un lato disfunzionale. Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che mettiamo in campo. Ora, quando un team funziona? Quando è dato ed è fatta la somma di tutti i team. Prima in chat leggevo qualcuno che ha detto dovremmo averci entrambi nel team, no? Di 2 tipi di avvocato. È verissimo, noi nel nostro gruppo, perché funzioni, noi dovremo avere un gruppo con una complementarietà di talenti. A noi serve chi innova, chi porta avanti, chi ha un'ottica diversa, chi affronta la complessità del mercato con uno spirito che spinge in avanti, chi prende le idee che hanno realizzato i primi e le porta a terra, le concretizza, le rende un qualcosa di vero, un qualcosa che ha un senso. Dovremmo avere chi ci aiuta ad amalgamare il gruppo e fidelizza. I relazionali fidelizzano tantissimo perché creano un legame profondo e quindi il cliente in azienda, ma i soci chiamano sempre quella persona con cui hanno creato un ottimo rapporto. E dovremmo avere chi diffonde, chi decide, ma poi anche diffonde quello che è il programma. Ora, spesso quello che vedo in tutti i tipi di organizzazione, indipendentemente che sia business o meno, è che alle volte quello che succede è che noi scegliamo dei collaboratori un po' a nostra immagine e somiglianza. La frase che mi sento spesso dire è: quella persona non va bene nel mio team perché ha un concetto di lavoro diverso dal mio. Questo è una delle cose che ci limita tanto, perché i nostri talenti sono un po', le nostre abilità sono i nostri paraocchi della mente. Noi abbiamo un'abilità di tipo, che ne so, relazionale e per noi è importante che le persone nel gruppo abbiano un ascolto, si relazionino in maniera armonica, ascoltino i bisogni di tutti, non impongano le decisioni. Chi lo fa
Ah, ma quello lì non va mica bene per il nostro gruppo. No, quello lì è un despota, è un dittatore, se poi è personale. Oppure, ah, quello non ascolta mai niente, va avanti per la sua strada. Un organizzativo. Ah, quello lì, no, sta sempre perso nei suoi pensieri, non condivide mai nulla con noi. Un pensatore. E a me è capitato di vedere delle ottime risorse in azienda con competenze tecniche altissime, ma con competenze trasversali diverse dalla linea gerarchica, quindi a chi sta a comando, e chi sta a comando dire, ah, non vede il lavoro come lo vedo io, quindi non è una risorsa da tenere nel gruppo. Questo significa che noi ci perdiamo una visione a 360 gradi, perché io vedo un aspetto, io ho prevalentemente abilità nel quadrante relazionale e nel quadrante dell'influenza. La mia capacità organizzativa, ve lo dico, è pari a 0, infatti sto uno qui che controllo tutti e due gli orologi che mi sono messa per non sforare il tempo, ok? E la mia capacità di pensiero mi richiede energia, non è che noi non abbiamo le altre capacità, ma quando siamo lontani da quella capacità dobbiamo consumare più energia mentale per poter fare quel compito che ci viene assegnato. Vi faccio un esempio molto personale, torno indietro di un paio di slide così mi seguite a livello di quadranti. Ora, io ho fatto degli studi e ho delle competenze hard, prima del 2015, quando poi ho cambiato completamente lavoro, molto sul pensare e sul fare. Ho studiato ragioneria, ho fatto 3 anni la laurea in commercio estero, che è una triennale. Che cosa mi hanno abituato a fare? A guardare un bilancio, a leggere nel bilancio per capire e studiare e analizzare i numeri in funzione agli obiettivi, quindi 3 anni di bilanci indietro per tirare fuori dati, letture di dati che mi permettessero di proiettare 3 anni in avanti. Creare un bilancio, lo stesso è un'opera molto di pensiero, ma è anche un'opera di fare, la partita doppia, le registrazioni, le fatture, i DDT, sono concreti, gestire una commessa. Tra l'altro nella zona Veneto, Friuli, il nord Italia in generale, sapete che nel Veneto quando ricavi meno costi da un segno diverso dal più, è un pomeriggio impegnativo in azienda. Cominciano a dire qui non va, qui non va, qui non va. Ok, se da più ci salviamo in qualche modo. Per cui era un'area in cui io ero in costante rincorsa. Ero in costante rincorsa perché io mi portavo anche a casa il lavoro, considerate che era un'azienda che aveva un imprinting familiare e mi portavo a casa il lavoro, lo facevo anche di sera, arrivavo bella convinta con i miei dati e mi dicevano, ah ok, e solo questo? Non ti sei accorta di questo? Non ti sei accorta di questo? Quando noi facciamo delle abilità lontane dalle soft skill che possediamo, il rischio è che consumiamo tanta più energia per fare quel compito, quindi in maniera inversa ci cala la motivazione, perché quando noi consumiamo troppa energia ci passa la voglia di fare quella cosa e attenzione che portando pochi risultati o risultati modesti, non ne abbiamo una valorizzazione, non veniamo lodati per quello che abbiamo fatto. È più facile che vengano portate a galla, come sano che sia, anche le manchevolezze, cioè le cose che mancano rispetto a quel lavoro che hai fatto. Bisognerebbe portare anche le cose che hai fatto rispetto al lavoro che hai fatto, le cose belle. Tendenzialmente si porta in evidenza l'errore per cultura, per i segni rossi che da quando siamo alle elementari vediamo sui quaderni e non i segni verdi, quindi abbiamo l'occhio allenato all'errore. Ok, siamo nati con la modalità di essere molto bravi a osservare l'errore, perché ci hanno allenati fin da piccoli col segno rosso, non ci hanno allenato a vedere anche il segno verde, perché non c'era. Quindi abbiamo maturato un'attenzione selettiva verso l'errore. Non è cattiveria, non è che le persone sono brutte, cattive e mostri, ma semplicemente abbiamo allenato il cervello per situazione sociale che ci ha portato lì. Quindi vediamo le cose che gli altri non hanno fatto e siccome sono lontani da un quadrante dove portano un valore, il risultato è che non si sentono valorizzate per tutto l'impegno che ci hanno messo, ma per i risultati che non hanno conseguito prendono una votazione così così.
Vi torna un po' anche nell'aspetto magari di vita lavorativa, non so se l'avete mai vissuto questo, vi impegnate, vi fate, io dico sempre, perdonatemi il francesismo, un cuore così, perché ci mettete l'impegno, ma non necessariamente ottenete un risultato che viene valorizzato, perché non si valorizza l'impegno, ma si valorizza il risultato, soprattutto nel mondo del business. Sono C'è dinamiche. Michaela che ha alzato la mano. Non vedo la mano alzata, quindi perdonami. Michele, giusto? Michaela Ovali. Michaela. No, non ho alzato la mano, è sempre quella di prima. Ecco, allora dovevi abbassarla. Ok. No. Scusa. Tranquilli. Ma noi volevamo sentire la tua voce, Michaela, giusto? Di nuovo, va bene, ci sono, presente. Ok, allora, passetto in più. Siamo complementari, abbiamo bisogno per navigare la complessità di questi, soprattutto di questo ultimo ventennio in cui solo la digitalizzazione ha cambiato enormemente anche quello che è la vita del mondo alpino, non solo nelle industrie. Abbiamo bisogno di il contributo non solo in termini di hard skill, ma anche un contributo in termini di soft skill a tutto tondo. E qui diventa ed è importante l'impegno di ciascuno ad accogliere la diversità come punto di forza, non come punto di debolezza. E quindi dobbiamo un po' uscire dai nostri paraocchi che ci fanno vedere in maniera settoriale determinate aree, per poter arricchire quello che è il gruppo di nuovi punti di vista. Ora, il nostro, diciamo, il team, io amo vederlo un po' come un ecosistema. Voi mi insegnate, e siete molto più skillati e bravi di me, che in un ecosistema tutti hanno un ruolo fondamentale, c'è una catena che crea sopravvivenza, ma che crea quello che è il benessere dell'ecosistema. Non è che l'ombrico, perché un lombrico fa schifo, magari è un po' viscido, non ci piace e quindi non lo teniamo in considerazione. Ciascuno per la sua funzione porta valore e noi dovremmo imparare a guardare il team proprio come un ecosistema nel quale abbiamo il grandissimo compito di valorizzare le biodiversità, di valorizzare il contributo di ciascuno e il valore che porta in termini proprio di contributo. Ed è un box abbastanza fragile perché non riguarda la competenza tecnica. Ok, sai come si fa un'escursione in alta quota? No, riguarda una competenza che solitamente non prendiamo in considerazione, che è la competenza umana. Come possiamo fare? Allora, qui chiederò il vostro contributo. Io vi parlo e vi racconto un pochino poi delle aree e poi voi mi dite come valorizzarle. Vi dico perché è importante valorizzare. E vi faccio un esempio partendo da una delle matrici che spesso ci aiuta a capire il rapporto tra l'abilità e la competenza che io ho, quindi anche in termini di hard skill, non solo soft, e le richieste. Le richieste possono essere le richieste del mercato, e quindi, che ne so, il mercato al giorno d'oggi ci chiede di poter andare in montagna a usare il GPS, non più la cartina di quelle di una volta che si stropiccia, che la perdo, che il bicchiere d'acqua o la borraccia che perde e manda in frantumi. Ho bisogno di avere degli strumenti diversi, richieste, ma potrebbe essere la richiesta del vostro superiore in una linea gerarchica di chi sta sopra di voi, oppure da livello nazionale il CAI chiede delle cose che poi a livello di sezioni devono essere calate a terra. Tutti i tipi di richiesta. Ora, quando è che noi riusciamo a sentirci valorizzati, stare bene, portare fuori il meglio di noi? Tendenzialmente quando abilità e richiesta vanno di pari passo, stanno su una retta a 45 gradi. Ve lo spiego in maniera pratica, proprio partendo magari da una stabilità fisica, no? Immaginate che io ho un'abilità, riesco a fare 5 km al giorno di marcia. Questa è la mia capacità. Mi chiedono di andare a fare la marcia di Bepi Sarto, qui a Riesi Pio Decimo, vicino a dove abito io, 5 km. Richiesta e abilità combaciano, si incontrano sulla retta. E lì io sono in una zona di crescita costante.
Immaginate adesso che mi chiedono di andare a fare 6 km. 6 km è la richiesta, 5 la mia abilità, io sono in un'area che è leggermente fuori dalla retta. Secondo voi che area è questa area qua? Anche a livello pratico, so fare 4 km, 5, me ne chiedono 6. Vediamo se qualcuno ha idea. Ti stanno rispondendo? Sai che io non riesco a vedere la chat? Aspetta. Ah, ok, perfetto, si era incantata. Allora, mi ero persa il messaggio anche di prima, perdonatemi, avevo la chat bloccata in alto. Allora, no, comfort zone, sfidante, sforzo, possibile, fatica, crescita. Allora, concordo, è un'area di crescita. Si chiama tecnicamente eustress, stress positivo, ossia è quella spinta motivazionale che ci mette in costante piccolo miglioramento. Ci deve essere in un'organizzazione qualcuno che ti sostiene a dare di più. Oggi registro 4 fatture, ma domani provo a farne 5. Oggi faccio 5 km, domani ne faccio 6. Oggi faccio una pista dilettanti, bambini, domani faccio una pista blu. Ok, a livello di sci. Quindi mi metto in piano piano cresco. E questa è una zona che serve molto perché permette alle nostre risorse in termini di squadra di sentire che piano piano diventano padroni di quell'attività, riescono a farla propria. Ora, dov'è che le cose si complicano? Ok, Lucia dice rinuncio. Lucia, 1 chilometro in più rinunci? Mi consola, anch'io sarei un po' poco fisica su questo. Stimolo, obiettivo raggiungibile, ok, ci sta. Allora, immaginate che io ho un'abilità di 5 km e mi dicono, ok, vieni, andiamo a fare una bella maratona di 40 km. Ho un'abilità di 5, mi chiedono 40 km. Che zona è? Fuori di testa. Se Lucia rinunciavi con i 6, immagino che adesso è peggio. Qui c'è scritto rinuncia, pericolo, over, forse troppo. Luigi, vai, apri pure il microfono. E ci penserei bene, per fare un salto così e mi pare un po' un salto nel buio. Assolutamente sì. Over, sopravvalutazione, assolutamente sì. Questa è l'area definita area dello stress. Immaginate che avete bisogno di 2 giorni per buttare giù un programma, per fare una selezione, per avere dei colloqui e vi dicono no, lo devi fare in 2 ore, quindi anche la risorsa tempo manca, oppure siete abituati a, che ne so, gestire un gruppo di 5 persone e vi trovate a dover portare fuori un gruppo di 40 persone. Ok, lì quello che succede, adesso ti do parola a Luigi, è che il nostro livello di ansia, di stress diventa estremamente alto. Vai Luigi. Sì, è il classico esempio che poi richiede il soccorso alpino in molti casi. Bravissimo, perché questo tipo di stress porta fuori focus la nostra mente, ci crea l'ansia e nell'ansia, ahimè, la possibilità, il rischio infortuni, il rischio distrazioni, il rischio di non essere così oculato aumenta, perché non abbiamo maturato le abilità che ci permettono di avere un occhio vigile magari su 40 persone. Ed è una zona estremamente pericolosa. Questo riguarda sia la competenza tecnica, quindi sono uno speleologo e mi dicono che devo andare a fare un'arrampicata in alta quota. Non è la stessa cosa, ok? Ma riguarda anche le competenze personali, quindi io sono un relazionale e mi dicono che devo creare nuovi programmi per il CAI, per la mia sezione.
ci metto tanto, vado in ansia, farò bene, non farò bene, ma ho creato qualcosa di intelligente, non è intelligente, piacerà, non piacerà. Partono dei loop impegnativi. C'è un altro aspetto però. L'altro aspetto è che io potrei avere l'abilità di fare 40 km, mi sono allenata tantissimo, sono uscita tutti i giorni, sono diventata bravissima e mi dicono: ah, vieni, c'è la marcia di Beppi Sardo, che è il nomignolo di Papa Pio X qui a Riese, e quindi io mi ritrovo in quella zona lì. Ne so fare 40? Mi chiedono 5. Che zona è? Noia, scrive Mariano, frustrazione, scrive Angelo, spreco, assolutamente concordo con tutti e tre voi, disinteresse, sottovalutazione, yes, assolutamente sì. È una grande zona, proprio userei i vostri termini di noia, di spreco, di frustrazione. Piace vincere facile, assolutamente sì. Ogni tanto magari ci può anche stare qualche situazione così, sottostimato, non la prendo in considerazione. È una zona in cui io posso dare tanto, ma mi viene richiesto poco. So fare molto bene quell'attività, per cui avanzo anche tempo, ma mi chiedono sempre e solo di fare quell'attività lì. Ho il senso di frustrazione perché non mi danno spazio per crescere. E quindi quello che è a un certo punto faccio così. Ma cosa me ne interessa? So dare tanto, non me lo chiedono mai, sai che c'è? Ma vaffanbrodo, chi me lo fa fare? E quindi perdo anche qui una risorsa. Perdo il contributo attivo di una persona che mi potrebbe dare di più o essere stimolata con contributi diversi. Sono un pochino le zone che vengono chiamate coi termini burnout, che ormai è sulla bocca di tutti, e bore out un po' meno. Burn vuol dire bruciare, out, uscire, è una zona di forte stress e dovete sapere che è la prima causa di fuoriuscita dal mondo del lavoro, ma potremmo allargarlo anche a livello di associazioni, di fuoriuscita dal contesto organizzativo. Sono troppo stressato, ce la faccio più, mi chiedono cose che non so fare, mi dicono sempre che non è abbastanza, troppo. Dall'altro canto possiamo anche avere delle risorse che sono in noia e quindi vabbè dai lo faccio, ma sì vabbè dai tanto ci metto 2 minuti che vuoi che sia. Noi dobbiamo valorizzare le persone, salvaguardare la biodiversità per evitare che le persone cadano in queste due zone che sono zone pericolose. Perché mentre il burnout, quando vengo anche pagato, è un pochino più sostenuto, non è detto che nell'associazionismo, soprattutto quando è volontariato, si sostenga e si porti avanti l'impegno. Quindi noi dobbiamo moderare, dobbiamo capire che cosa succede e dobbiamo in qualche modo attivare e riportare sulla retta i contributi, quantomeno in termini non solo di competenze hard. Se un istruttore di sci ti faccio fare il corso di sci, cioè tenere i corsi di sci, ma anche se è un istruttore particolarmente severo, particolarmente ligio, che ti piace che le cose siano fatte bene e sei competitivo, beh, ti metto dagli agonisti, non ti metto con i bambini che devono partire e hanno bisogno di ascolto, di pazienza, di comprensione, di vabbè dai, va bene lo stesso, non ti preoccupare, perché altrimenti lo mando in stress. Oltre a mandare in stress i bambini piccoli, ovviamente, che poi rinunciano. Quindi io devo capire che predisposizione hai al di là della competenza tecnica e in quale ramo stai meglio, viste le tue predisposizioni personali. Ditemi se fin qua è abbastanza chiaro o se avete bisogno di farmi delle domande. No, sì, per me è chiaro. Grazie. Grazie Giorgio. Se qualcuno ha bisogno, mi scrivete. Okay. Ma riusciamo a finire per le 8 o no? Io ho l'orario 8:30. No, 8. Allora accelero. Abbiamo 5 minuti. No, allora, cioè, Attenzione al l'orario burnout.
Burnout, mi mandate subito. Ok, grazie Paola. L'orario era 18:20. Ok, Non ho mi un è 20 e 30 memorizzato. Allora, Vabbè. andiamo direttamente sulle ultime cose e ve le racconto io, così capiamo come valorizzarli. Allora, cognitivi, creativi, curiosi, amano le novità, amano fare cose nuove. Vedete che stanno sempre con la testa fra le nuvole, se gli fate fare la stessa cosa ripetitiva, mollano velocemente. Per cui iniziano con grandissimo entusiasmo le cose nuove e poi tendono ad abbandonarle quando diventa la solita cosa da fare, per cui mancano di costanza alle volte. Ok? Quindi sono degli aller per cominciare a dire chi ho davanti, come posso valorizzare queste persone? Sicuramente devo dargli del tempo per elaborare le informazioni. Facciamo una riunione? Ok, o gli mando l'ordine del giorno un po' di giorni prima, così loro cominciano a frullare, oppure faccio una riunione, ragazzi, dobbiamo decidere A, B, C, prendetevi il tempo, elaborate, ci troviamo tra una settimana e ci troviamo con delle idee da mettere in campo. Ok, però dovete dargli questo spazio. Se pensate che durante la riunione possono necessariamente portare fuori un pensiero, non tutti i cognitivi riescono a farli. Alcuni sono veloci, sì, altri no. Chiedete la loro idea, loro amano dirvi che cosa potremmo fare e soprattutto vedere che le loro idee poi trovano concretezza. Se voi chiedete idee a un cognitivo e poi non ne realizzate nessuna, a lungo andare non lo fa più. Ok? E dategli spazi, dategli l'opportunità di fare un nuovo progetto, la sfida che vi dicevo prima, di buttarsi in una cosa un pochino nuova, di sgrezzare una pratica o una procedura, dategli qualcosa su cui possono usare l'ingegno per ottenere dei risultati. Questo permette loro di essere valorizzati, di sentire che portano dei contributi. Mi piace il castoro, l'organizzativo, fa, non smette mai, è sempre continuamente che lavora. Loro hanno bisogno tantissimo di avere degli obiettivi chiari. Vedete che loro gestiscono il tempo, arrivano sempre puntuali alle scadenze, odiano i ritardatari, cioè se dobbiamo trovarci alle 8, in questo momento mi ammazzerebbero tutti perché 19:58 io pensavo alle 20:30, ecco che avete visto un quadrante che un po' mi manca. Sono lavoratori instancabili, non si fermano mai, loro sono sempre i primi, partono, fanno, non mollano, perseverano e quindi attenzione che alle volte potrebbero mettere il risultato prima delle persone e potrebbero avere un fastidio quando le persone parlano troppo e non li portano i risultati. Come valorizzarle? Allora, loro hanno bisogno che siate molto chiari su qual è l'obiettivo. Della serie dimmi che cosa fare e io lo faccio. Io lo faccio perché hanno bisogno di autonomia operativa, cioè non mi dire passo per passo, io mi voglio organizzare nel mio modo per riuscire ad arrivare nei tempi e con gli output, cioè i risultati che tu richiedi. E quindi hanno bisogno di spazio, non hanno bisogno di direttive operative chiare, ma di obiettivi da raggiungere. Soprattutto loro sono molto meritocratici. Lodate i risultati che il loro impegno permette di ottenere, concreti. Allora lì è ok, avevamo detto di fare questa cosa con 50 persone, ne abbiamo viste 60, bravi, concreti, tangibili, numeri. Allora lì si sentono si sentono valorizzati. Odiano chi fa carriera perché odia gli ingranaggi, che in Veneto diciamo in un altro modo ma è poco professionale, quindi odia gli ingranaggi mi sa che va meglio. Relazionali, li vedete, sono i chiacchieroni del gruppo, loro hanno bisogno sempre di andare a dire come sta tua mamma, tuo papà, il cavallo, lo zio, il cane, cercano agganci, hanno bisogno di parlare in modo calmo, tranquillo, armonico, condividendo, hanno bisogno proprio di sentire che l'impegno conta più del risultato, che il fatto che loro dedicano tempo è riconosciuto indipendentemente se quel tempo porta al task, all'obiettivo o meno. E amano l'informalità, ne hanno bisogno del tu, di linguaggi semplici, della battuta, della risata.
Quindi cercate di valorizzarli dando proprio momenti, creando dei momenti in cui non si parla solo di che cosa dobbiamo fare, ma dei momenti anche solo per conoscerci, per stare insieme, per parlare di che cosa è, com'è andata. Quindi fate una riunione di 1 ora e mezza, mezz'oretta all'inizio, chiacchieriamo un po' come state, come non state, come è andata, poi andiamo sull'obiettivo, altrimenti ve li perdete. E meglio se li fate incontrare anche di persona, ove possibile, perché amano la convivialità e dobbiamo riconoscere loro l'impegno che ci mettono. Sempre valorizzarli sull'asset impegno e non troppo sottolineare la mancanza di risultati. I risultati ci devono essere, anche in un'organizzazione non profit. Per loro è importante però che non abbiano un peso più rilevante, ma che di pari passo vadano anche l'impegno che ci è stato messo. Qui qualcuno dice confermo l'orario è 20:30. Ok, 20:30, perfetto. Allora vedo che abbiamo un altro pensatore nel gruppo, Massimo. Io sto andando in accelerata perché ero convinta che fossero... Ok, 20:30. Se qualcuno No, te l'ho scritto io perché sì, effettivamente sulla locandina è scritto 20:30 e che fino adesso siamo stati ben abituati che tutti hanno terminato molto prima, tutto qua. Ma effettivamente 20:30 è l'orario massimo che ci siamo dati, ecco, quindi sei dentro i termini. Stanno cominciando le negoziazioni, facciamo 20:15. Mi piace, cercheremo di darvi il quarto d'ora assolutamente primo, ci proviamo. Allora, gli ultimi, come si comportano i personali? Allora, sembrano sempre quelle persone molto sicure di sé, piantate, quelle che amano poter un po' dire la loro, non necessariamente si fanno influenzare dagli altri, piuttosto ascoltano, accolgono, però se hanno un'idea anche contraria, non temono di portarla fuori, di condividerla. Li vedi perché alle volte sono molto fermi nelle loro decisioni e perseverano, vanno avanti. Se c'è bisogno di prendere una decisione, di comandare, di imporre, passatemi il termine, alle volte lo fanno perché amano il poter essere tutti orientati verso la stessa meta. Hanno bisogno di fare in modo che tutti coinvolgano in quell'obiettivo. Tendono ad amare molto la chiarezza comunicativa, a volte anche a scapito di quella relazionale. Alcuni, non tutti, amano anche la visibilità. Cioè, alcuni personali, soprattutto quando è molto forte il quadrante personale, sono molto autonomi. Autonomo vuol dire che prende la decisione con la sua testa, indipendente vuol dire che lavora bene da solo. Lui è autonomo, non è indipendente, quindi vuole decidere lui, prendere lui le decisioni in maniera individuale per tutti, ma poi tranquillamente lavora in gruppo. Amano le sfide. Come valorizzarli? Qui è importante che abbiano un ruolo in cui possono avere uno spazio, essere i portavoce un po' del gruppo, avere la possibilità di argomentare, avere la possibilità di decidere, avere un po' di ruolo di guida, che può essere quel famoso leader perché gerarchicamente lo prevede, oppure quel leader riconosciuto per autorevolezza di cui parlavamo all'inizio e quindi non ha un ruolo gerarchico, ma il gruppo gli riconosce quella capacità di guida anche se è alla pari degli altri. Ed è qui che loro trovano uno spazio per in qualche modo aiutare e sostenere il gruppo attraverso il loro agire. Quindi hanno bisogno spesso anche del riconoscimento esterno, della pacca sulla spalla, in cui gli si dice bravo, hai fatto un buon lavoro, bello, mi piace, perché questo li sostiene, gli dà ancora più carica per andare avanti. Ecco che l'insieme di tutte queste aree, magari mentre io ne parlavo, qualcuno di voi può essersi ancora riconosciuto più o meno in alcuni aspetti. Quello che è importante è soprattutto cominciare a guardare intanto a noi che cosa portiamo e guardare a chi abbiamo nel nostro team, nella nostra squadra, per cominciare a dire ok, come posso al di là della competenza tecnica valorizzare? Che tipologia porti? Qual è il tuo asset? Che cosa ti sprona di più, che cosa ti sprona di meno? Come posso o quali ruoli posso darti per ottenere dei risultati diversi?
Ora, il test, e ritorno velocemente sul test, così lo vedete quando vi arriverà. Il test vi dice quanti punteggi avete sul cognitivo, quanti sull'organizzativo, quanti sul relazionale, quanti sul personale. Ci sono delle situazioni, alcuni di voi, adesso è in nero quindi lo prendo a caso, ci sono delle situazioni in cui, ad esempio, vediamo questa, che è il 32, 33, 29, 28. Questa persona ha un asset che è equilibrato. Cosa vuol dire? Che ha delle competenze che più o meno sono spendibili in maniera abbastanza uguale in tutte le aree, quindi è tendenzialmente un pochino più organizzativo e pensatore, ma tutto sommato ha una buonissima capacità anche di relazione personale. Quando siamo nel bilanciamento, qualsiasi task ci danno, in qualche modo ci salviamo. Non abbiamo un picco alto che diventa un'area di eccellenza, nel bene e nel male, lì porto tantissimo valore, ma attenzione che in quell'area lì anche se mi spostano fuori cado a picco. Qui è quella situazione in cui più o meno me la cavo. Ci sono poi dei profili, guardate quello appena sotto, 25, 31, 17, 19. È ovvio che questa persona ha grandissime capacità organizzative. Caterpillar ha un obiettivo, testa bassa avanti sempre, si fa poche ciance, poche chiacchiere. Ha una capacità di pensiero con 6 punti in meno che è già uno scostamento importante, quindi successivamente ha una buona capacità di pensiero. Attenzione che relazionale e personale cadono come punteggio molto in basso. Se io metto assieme un organizzativo 31 con un relazionale 17, qual è l'alert di questo tipo di approccio? È che io sono concentrata sull'ottenere risultati, o tu mi segui, fai le cose come vanno fatte, oppure, insomma, date una mossa. Non c'è, non necessariamente guardano molto alla difficoltà dell'individuo, è il fare, dai, otteniamo i risultati, via, basta lamentarsi. Perché? Perché è un approccio diverso. In alcuni ruoli questo tipo di approccio è fondamentale per alcuni tipi di obiettivo, in altri tipi di obiettivo questo tipo di approccio distrugge. Quindi dove trovate poca diversità, e quando vi dico di poca diversità è 1, 2, 3 punti, siete medi. Quando cominciano ad esserci 6, 7 e più punti, allora avete degli scostamenti significativi. Vuol dire che l'area con punteggio 6-7 punti in più è un'area molto forte per voi rispetto alle altre. Questo per darvi una lettura, poi vi arriverà e così potete guardare proprio a quello che sono i vostri punteggi personali. Allora, ho 6 minuti per lasciare spazio alle vostre domande, se ne avete, in modo da arrivare poi alle 15 e arrivare alla via di mezzo. Dubbi, perplessità, potete anche dire non sono d'accordo, quello che avete voglia di condividere in questo momento. Io sono veramente d'accordo su quello che hai detto, hai spiegato anche in maniera chiara, quindi non ho nient'altro di particolare da dire, insomma. La difficoltà è appunto amalgamare il tutto, perché puoi avere quello che è molto personale, molto impositivo, che potrebbe, diciamo, potrebbe anche inibire magari persone e aspetti, diciamo, che potrebbero essere usati a buon fine, insomma, nell'obiettivo del gruppo. Quindi non è una cosa facile, insomma, da amalgamare bene un gruppo. Puoi trovare, secondo me, anche un quinto elemento, che è quello che crea confusione, che potrebbe addirittura, magari dipende da come lo si usa l'elemento, però ho esperienze, insomma, di persone all'interno del gruppo che rischiano appunto di compromettere il gruppo e
addirittura scioglierlo, farlo sciogliere, perché ognuno, diciamo, trova difficoltà, insomma, a seguirlo, o comunque non è neanche complementare, quindi diventa una cosa, una spina nel fianco, insomma, può succedere. Magari sono rari casi, però ecco, questo è anche un altro tipo di personalità. Assolutamente. Allora, oggi noi abbiamo guardato un pochino agli aspetti di competenze personali e quindi ci siamo un po' focalizzati sul che cosa devo osservare, come si comportano. Poi nelle slide che riceverete avete i punti magari che vi servono. Non è facile perché non siamo abituati a farlo. Nemmeno verso noi stessi siamo abituati a capire cosa ci appartiene di più o di meno. Quindi è una modalità un pochino diversa che dobbiamo attuare, ed è vero che spesso magari riconosciamo le capacità, ma poi le persone portano fuori degli stili di relazione, ne parleremo venerdì, che in realtà non ci aiutano. Non so se Giorgio intendevi, quando hai detto sono quelle spine nel fianco, quelle persone lamentose per principio. Ok, che non va mai niente bene, che non si fa così e che questo è sbagliato. Ecco, quello è una modalità di comunicazione che andremo a vedere la prossima volta come stile, è impegnativo da gestire. Si può gestire? Sì, ovviamente bisogna anche lì fare un bel respiro e metterci in una modalità un pochino diversa, ma fondamentalmente devo farlo transitare in uno stile un po' più assertivo che permetta di condividere senza lamentarsi. Vedremo alcune tecniche la prossima volta. Ci sta che a volte facciamo fatica a individuare, dobbiamo metterci lì e riflettere un pochino sul ok, ma come si comporta questa persona, che modalità utilizza e quindi come la posso impiegare. Questo assolutamente sì. Grazie Giorgio. Leggo la chat così vedo, a parte il devo salutare, grazie di essere stati qui. Il problema è come fare a inquadrare, è vero Renato, che in realtà era Paola se non erro prima, dobbiamo imparare ad osservare, prenderci del tempo per osservare, una cosa che facciamo poco, metterci lì a dire aspetta, ma chi ho di fronte? Anche solo farci la domanda apre all'osservazione. Alle volte noi andiamo via col nostro paraocchi, siccome io vedo che va così, quelli che vanno così mi fido, perché so come si comportano. Quelli che hanno un paraocchi diverso non mi fido. Ho bisogno di controllarli, ho bisogno di vedere, ho bisogno di magari gliel'ho fatto fare a lui, boh, lo farà bene, boh, e rimango anche in una situazione che creo sfiducia, altro termine molto importante. Mi serve all'interno di un'associazione come la nostra un approccio aziendale, Pierluciano. Allora, l'approccio al team, indipendentemente che sia team aziendale o team associativo, è lo stesso. Non so che cosa intendi per approccio aziendale, nel senso che il team va sempre approcciato con un'ottica di stabilisco un obiettivo chiaro e condiviso. Questo lo riprenderò in apertura la prossima volta perché ci aiuta a ragionare sugli stili. Se è un obiettivo imposto dall'alto, non è detto che sia un obiettivo per cui tutti sono disposti a remare in quella direzione. Purtroppo noi a volte ci perdiamo questa cosa. Deve essere condiviso, sì, in azienda ci devono essere dei ruoli stabiliti chiari, perché ogni qualvolta uno scavalla un ruolo crea una rottura relazionale importante e quindi c'è un rispetto che ci deve essere, quindi come in azienda. Ci sono ovviamente poi degli step, delle procedure che vanno tarati, ma quella è la metodologia, e c'è una cura alla relazione e allo scambio tra le persone. Assertivo, quindi una comunicazione di un certo tipo che porta al rispetto a tutto tondo. Le stesse cose valgono anche in azienda, sì. Se poi tu per la domanda, un approccio aziendale intendevi qualcosa di diverso, magari dimmelo pure così ci ragioniamo insieme. Come fare ad indirizzare quella specifica persona al suo ruolo ideale? Una domandona per cui se avete un'altra oretta ci stiamo qui a ragionare insieme. Allora, io sono anche un career developer e un orientatore, sia a livello giovanile che poi a livello di adulto. Noi dobbiamo in qualche modo, prima di tutto, fare molto focus su che predisposizioni ha quella persona. Non possiamo mettere una persona in un ruolo che non gli appartiene proprio per niente, perché o siamo disposti ad aspettare
accettare che con il tempo e l'esperienza, facendo e rifacendo quel lavoro, quel sentiero diventi un'autostrada, ma questo vuol dire che dovete investire anni per creare un'abitudine performante. Oppure dico, ok, in questo ruolo mi servono queste caratteristiche personali, la precisione, no, mi serve l'accoglienza, no, mi serve la spontaneità, no, mi serve la comunicazione, no, mi serve l'organizzazione. Che cosa vi serve per quell'obiettivo in quel ruolo? Allora puoi pescare, se hai la possibilità di farlo, tra le tue persone, oppure suggerire o metterla in qualche ruolo. Il ruolo ideale non si crea tanto con le competenze tecniche, che voi potete acquisire nell'arco della vostra vita sempre. Una competenza tecnica è un sapere, quindi, voglio studiare che cosa mi serve per la sicurezza in montagna. Mi faccio un corso, imparo, mi leggo un libro, studio. Ok, poi dovrò fare pratica, ma è una competenza che posso creare. La predisposizione naturale è una competenza sulla quale l'impegno è un po' più alto, perché vuol dire smontare un vecchio modus operandi e crearne uno di nuovo, ma questo richiede molto tempo. Quindi bisognerebbe, Paola, credo, non Renato, ho scritto col nome Renato, ma eri tu Paola, bisognerebbe proprio cominciare a inquadrare chi ho di fronte in termini proprio di abilità. Massimo, allora, intanto volevo ringraziarti per la lezione, è stata molto interessante. Volevo sottolineare un paio di cose di questo genere, cioè che il contributo che tu stai dando con questo tipo di intervento ovviamente è abbastanza profondo per un'associazione come la nostra, perché il turnover che caratterizza la costruzione dei gruppi di dirigenti, vedi tutti i direttivi sezionali, eccetera, cambiano con la velocità della luce. E quindi anche se c'è il problema del ricambio, che sarà uno degli argomenti che affronteremo nell'ultima lezione. Il problema del ricambio che quindi si vedono dirigenti che rimangono anni e anni al proprio posto, ma attorno a loro girano molteplici persone che si mettono a disposizione per un certo periodo e poi abbandonano o fanno carriera o si spostano, insomma. Quindi la capacità di leggere le persone, di riconoscerle, di capire che caratteristiche hanno per poterle poi collocare o gestire, visto che si parla anche di leadership, no, nel prossimo incontro, e quindi il titolare, il direttore, il presidente di sezione avrà anche questo compito o ha questo compito, anche se non lo sente magari. Però è un ruolo importante, è estremamente importante affinché la propria struttura sia effettivamente preposta a raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Quindi ben venga tutto quello che è stato detto, soprattutto che sia complementare a ciò che dirai venerdì prossimo. E grazie, e completa pure la serata. Comunque mi sembra molto interessante anche gli aspetti, diciamo, di tenuta viva l'attenzione che hai esercitato in questo frangente, ecco. Grazie Massimo. Mio marito lo chiamerebbe burnout, stress, tenuto alta l'attenzione. Allora, leggo gli ultimi commenti in chat. Come si può definire chi in ogni occasione, invece di collaborare, cerca sempre di confutare ed inficiare le attività proposte? Allora, ne parleremo la prossima volta. Si chiama stile aggressivo / manipolativo ed è una modalità di comunicazione che pesa in modo importante quando una persona porta fuori le proprie idee. Quindi lo affronteremo, Gianfranco, in modo che troveremo proprio dei tasselli. Ok, qui c'è il devo andare, scusate, era per capire se ci sono modi diversi di relazionarsi diversamente, pur avendo un obiettivo. Penso che sia il modo diverso forse di rapportarsi, sì,
Allora, in base a che la persona che hai di fronte, è importante capire qual è il modo di relazionarsi, di comunicare, di passare un'informazione per far sì che quella persona ci sia un flusso immediato e si senta anche valorizzata. Se io parlo con un organizzativo, 3 informazioni chiave: guarda, devi fare questo, 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 mi serve per domani. Punto. Se parlo con un relazionale, purtroppo devo dire: ok, dai, vieni qua, raccontami, prendiamoci il caffè. Allora, dimmi, sai che sono stanco oggi, e tua mamma come sta? Ok, guarda, ci sono delle cose da fare. Procurare la relazione. Se arrivo devi farmi questo, questo, questo per domani sera, come mi giro, può darsi che la persona o incassa il colpo e ci sta male, o mi manda a quel paese. E attenzione che più io faccio sentire una persona valorizzata, più quella persona starà nel gruppo. E al di là di alcuni impedimenti o di alcune normative che prevedono la ciclicità, quella persona tenderà a rimanere di più nell'associazione, perché ci sta bene fondamentalmente. Della lezione, non sono riuscita a entrare nel link, ma l'ha ricevuto. Sto leggendo se ci sono dei commenti. Ok, non ho letto altre domande se non magari dei feedback sulla lezione. I complimenti vari. Allora, noi ci troviamo venerdì. Venerdì andremo a mettere giù 2 cose importanti sulle disfunzioni del team che servono per aprirci agli stili di comunicazione e successivamente alla leadership. Avremo 2 ore e mezza massimo, così mi taro bene. Va bene. Ok, Prendo nota. se è venerdì sera e siete arrivati al limite, non voglio mandarvi in burnout, quindi c'è una settimana sulle spalle, anche no, mi fate cenno all'inizio: Linda, taglia, e io cercherò di tapparmi un po' più la bocca e magari di accelerare un pochino. Vi ringrazio mille per l'attenzione, buona settimana e buon lavoro. Grazie. Grazie a te, Grazie, Linda. complimenti. Grazie Buona mille. serata a tutti. A voi, buona serata, buon lavoro. Ciao, grazie, buonasera. Ci vediamo, ciao, venerdì. Grazie a tutti, A ciao. venerdì. Ciao Buona serata a tutti. Grazie. Ciao, ciao a tutti. Linda, sei ancora in linea? Sì, ci sono, sto chiudendo l'altro computer, quello con le proiezioni. Sì. Buonasera, grazie ancora. Buonasera. Potrebbe anche continuare. Non so il vostro stomaco se reclama qualcosina da mettere dentro. No, io ho spento la cosa prima per mangiare. È strategico. Io al massimo ho bevuto un po' d'acqua, Pierluciano, ma... Con l'acqua si fa poco, dice. si riempie poco lo stomaco, tra poco comincia a brontolare e si sente all'interno. Ci vediamo venerdì. Ciao, grazie, buona cena. Grazie infinite, buona serata e buona settimana.